visto il vento contrario, decollo per la 3.5, faccio contropista. Cambio 7087 da Luis Radio, copia 5. Solito andiamo giù verso sud, usciamo dalle zone abitate naturalmente, siamo quasi a 800 piedi, qui si balla un po', ecco, comunque siamo a 900 piedi, speriamo che la zona di interferenza del vento da nord sia solo questa. Una volta usciti dalle colline cividalesi dovremmo avere un pelo di calma. Giusto per ripassare le informazioni della meteorologia, quando la visibilità è inferiore al chilometro si parla di nebbia e invece quando la visibilità è superiore al chilometro si parla di foschia, quindi adesso noi siamo con un leggero strato di foschia perché la nostra visibilità è abbondantemente al di sopra del chilometro. Ecco, siamo arrivati a quasi 900 piedi, siamo a 900 piedi, tutto bene, temperature a posto, pressione olio a posto, benzina sufficiente, 4800 giri. La nostra velocità è di 140 su GPS e su 170 di anerometro, quindi abbiamo vento contrario di 30 km all'ora. Vede, forse dalla ripresa video non ce la fa a discriminare bene i colori, ma laggiù si vede il mare, quindi c'è Monfalcone e la baia di Trieste, il golfo di Trieste. Così in fondo si vede il campanile di Mortegliano. E adesso entreremo come prima nella zona ventosa, questa volta ci prenderà da destra, del Cividalese, quindi dovremo un attimo compensare tenendo il muso a sinistra in modo da poter proseguire su una traiettoria più possibile rettilinea verso il nostro campo, che abbiamo a 18 km verso nord, 150 su 130, il vento ci scaroccia in qua. Ecco qua diciamo che di volo di questo tipo di aeroplano, che è l'AS 11 ricordiamo, prende in considerazione la possibilità del vento laterale e ne fornisce una soluzione di volo, cioè nel senso di mettere il muso al vento, ridurre velocità, quindi numero di giri, e abbassare un quarto di flaps. Come vedete adesso siamo un pelo stabilizzati, anche se andiamo più piano, siamo a 135 su 150 grosso modo, ma va bene così, possiamo calare ancora un pelo, andiamo a 4400 giri e l'aereo si stabilizza ancora un po'. Voi vedete che abbiamo il muso così e stiamo andando per di là, quindi compensiamo tranquillamente il vento laterale. Noi possiamo proseguire dritti quasi, c'è ancora una piccola
da India 7087 in finale per la pista 35. Teniamo a 100 km all'ora, la pista è qui davanti, 3000 giri per poter governare di timone e di alettoni.